È in atto una violenta offensiva da parte degli anarchici in tutto il mondo, in particolare in Italia stanno arrivando a minacce fisiche nei confronti di uomini dello Stato e delle istituzioni. Anche a Venezia purtroppo abbiamo assistito a delle scritte inneggianti all'abolizione del 41 bis, che è lo strumento più efficace che ha lo Stato per contrastare la mafia. La scritta, ben visibile, è apparsa sul ponte di Calatrava dal lato rivolto verso Mestre sulla lunghezza della campata superiore e recitava Cospito libero. Puntuale l'intervento del Comune di Venezia che attraverso Veritas ha dato il via alla rimozione della scritta in meno di un'ora, con gli applausi di molti cittadini e pendolari che si complimentavano col tecnico specializzato per il lavoro che stava svolgendo. Immediata la reazione del senatore veneziano Speranzon. Fratelli d'Italia al governo intende non avere alcun tipo di cedimento nei confronti dei mafiosi e dei terroristi, non ci intimidiscono e vogliamo anche ringraziare gli operatori del Comune di Venezia che questa mattina prontamente hanno ripulito dalle scritte inneggianti all'abolizione del 41 bis il Ponte della Costituzione e soprattutto tutti quei cittadini che applaudendoli hanno dimostrato da che parte stare, contro la mafia e contro il terrorismo.